Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima! Come prima? Ah sì, se me lo dicevi prima! Ma prima quando? No, prima no! Si prendono i contenti, faccio la telefonata, al limite faccio un leasing, se me lo dicevi prima! Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso! Se me lo dicevi prima, ti operavo io! Ma io ho bisogno di lavorare! Io sto male adesso! Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro! Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito? E allora è bello quando tace il batter, quando ride un figlio. E allora, caro Max del Papa è con noi come tutti i giovedì, grazie per essere qui. Senti Max, io mi sento un po' in colpa perché potevamo dirglielo prima al sottosegretario che stava per mettersi in società con gente malauguratamente messa male sotto il profilo penale e sotto il profilo dell'appartenenza a organizzazioni mafiose come la Camorra. Potevamo dirglielo prima, no? O sbaglio? Poteva dirlo prima lui. Dici? Ma lui ha detto che non ne sapeva niente. Ma a te, scusami, non è mai capitato? Non è mai capitato di comprare una casa con vista Colosseo senza saperne nulla, di fare una società con gente mafiosoide senza saperne nulla? No, non ti è mai capitato? Ti rispondo sempre con Miannacci. Go visto un re. Tra l'altro questa società qui, se non ho capito male, aveva il ristorante delle Cinque Forchette a Roma, ma è stata costituita a Biella, cioè nel feudo elettorale del suddetto Ignaro, dell'Ignaro. È la globalizzazione, la globalizzazione, ma com'è la tecnologia, com'è che tutti sti qua l'intelligenza artificiale. Scusami, essendo egli sottosegretario alla giustizia, tra l'altro, mi sa che qualcosa avrebbe potuto immaginare, sapere, documentarsi prima di fare una società, o sbaglio? Poi ha tirato dentro un bel po' di gente anche in loco del Piemonte, suoi amici di Cordato. Suoi amici di Cordato. No, ma perché tu? Ma tu perché devi essere sempre così malfidato? Ma porca troia, ma scusami un attimo, ma se questi qui gestiscono la roba pubblica, ma non devono avere un occhio un po' particolarmente attento alle cose? No, io invece mi fido di questo qua, perché è un puro. Ah, certo, sì. È uno che pensa bene. Non l'avevo vista uno così. cattivo pensa che si mette con i mafiosi. È uno... Poi questo qui non aveva già avuto degli altri problemi in passato? Ma qualche colpo di pistola a Capodanno, mi sembra. Ah, ecco, vabbè, vedi che c'ho ragione io, è un puro, è uno che spara per aria quando c'è l'ultimo dell'anno, perché è uno contento, è uno che fa festa, gli piace stare in mezzo alla gente. Ascolta, però mi viene in mente un'altra roba. Io mi fido. Siccome sta roba qui l'ha tirata fuori quelli del Fatto Quotidiano, quante polpettine avvelenate così ci sono nella cucina, non solo del Fatto, ma magari anche di altri, che vengono tirate fuori all'occorrenza? Perché tra l'altro si vota proprio sul tema di giustizia, guarda caso questo qui è sottosegretario alla giustizia, si vota il prossimo fine settimana, domenica e lunedì, no? Quindi, diciamo, a parte questo qui che è un puro, quindi lo assolviamo proprio ab origine, no? Sì. Questo è assolto fin dalle fasce, fin da quando era in fasce e fin quando morirà. Per sempre sì. Però, a parte il puro, questi qua quante polpette c'hanno nel frigorifero della cucina? Avvelenate, una volta ovviamente. Mi ricordo, fu Belpietro che disse, mi pare a Travaglio, sai benissimo, era un'uscita retorica, sai benissimo che noi abbiamo i cassetti strapieni di dossier e insomma tutto sommato ne tiriamo fuori anche molto pochi, che è un po' una perifrasi, lui non lo sapeva, ma di Balzac, che diceva le polizie sanno tutto ma usano poco, perché se usassero tutto quello che hanno andremo tutti a casa. Qua io proprio il Fatto Quotidiano non lo userei neanche per la lettiera dei miei gatti, però onestamente qui ha fatto il mestiere suo, ha puntato un nemico, perché loro ho capito, però mi dà l'idea che veramente, come dice sono quegli altri che li vedo meno ferrati in questo senso, sono sempre lì a piagnucolare, no, noi non vogliamo fare del male a nessuno, se si vergognano di quello che sono stati loro
o i loro babbi. Il fatto qui ha fatto il mestiere suo. Se poi è falso è sciacallaggio, se è vero è una notizia. Beh, insomma, adesso che sia falso mi pare un po' difficile da sostenere perché ci sono tanto di quote societarie, video addirittura dove il prestanome della camorra dice andate a mangiare lì, tra l'altro il ristorante è a Roma, la società è fatta a Biella, quindi a casa sua, non è che proprio deve essere... Si mangia bene, ma io quando vado a Roma ci voglio andare. Alle 5 forchette, sembra una roba da propaganda elettorale del 49, i forchettoni. Io quando vado a Roma ci vado, anzi ci andiamo insieme, caro Cainata, ci facciamo il selfie. E poi però andiamo a trovare Renato. Sì, dopo sì, ma prima ci facciamo il selfie, andiamo lì al ristorante del Mastro, tranquillo che ci candidano subito in politica da qualche facciamo parte. una videochiamata. Poi se sia Fratelli d'Italia o Ilaria Salis è uguale. Però dobbiamo fare no, facciamo una videochiamata alla Cerenza e a Flavio Briatore per votare sì. Bravo. Bravo, complimenti per il programma. Ci facciamo una videochiamata, io, te, Flavio, Davide, Flavio e Davide, siamo in 4. Serum in quater, come diceva il nostro Iannacci. Serum in quater, ma e la Vanna Marchi? E la Stefania Nobile? Dove la lasciamo? Insomma. Anche loro votano sì, Come te del resto, no? Come me. Io voto sì, lo dico chiaro. Ma io qua... io penso... Non mi appassiona molto questa cosa, ti dico la verità. Penso che sia proprio il peggio... Cioè, ha tirato fuori ancora una volta il peggio. Si sono sentite di quelle cose da tutte le parti. Si sono sentite... No, so che a te è piaciuta molto, però tu hai anche usato il rasoio di Occam, che io amo, adoro. È una cosa che adoro da quando ero bambino. Vero? Dalla prima volta che mi ha spiegato cos'era il rasoio di Occam, io lo amo. E non per farsi la barba, ma per star meglio in salute mentale, fisica, psichica, taglia Gio e Fiora di Balle, cose che non contano. Ecco, tu hai usato il rasoio di Occam, però intorno al rasoio c'è tanto di quel pelo, di quella peluria da buttar via, che la metà basta. C'è molto, no? C'è molto pelo, sì. Anche c'è sullo stomaco pelame. ce n'è tanto, anche sullo stomaco. Ma l'apertura anche sotto. Però guarda. Però dai, di la verità, ti è piaciuta? Questa campagna elettorale ti è piaciuta? Ma guarda. Di la verità, non c'è niente di male. Sì, anche tu un puro una volta tanto. Sì, lo dico. Cioè, già io i referendum ce li ho proprio, c'ho l'intossicazione tra il capo e il collo. Perché... Tra il capo e il collo. Sì, no, ma perché questo, cioè, te lo ricordi gli ultimi anni 20-30 per volta, era una roba, quello era una violenza al cittadino, non si può. Io poi credo poco ai referendum perché gli dai da decidere su materie così tecniche, così scientifiche da un punto di vista politico, e questi... Ascolta, di referendum andati a buon fine c'è quello sul divorzio. Divorzio probabilmente. Diciamo forse aborto. Negli ultimi... Aborto, divorzio, dopo però sugli ultimi 20 anni... Dopo, scusami, adesso io torno serio, ma noi abbiamo fatto un referendum anche sulla scorta di una vicenda alla quale tu hai dedicato pagine bellissime, oltre che ecco, bravo. E hai fatto anche qui, hai scritto un pezzo meraviglioso a suo tempo, che è diventato un monologo anche in radio, magnifico, e qui mi faccio veramente serio. Però dopo la vicenda Tortora noi abbiamo fatto un referendum che era chiarissimo. No? Esatto, la responsabilità civile dei magistrati, cioè quelli che hanno fatto quelle schifezze orrende nel caso Tortora e tante altre poi, ne hanno fatte sia prima che dopo, dovrebbero pagare. Agli italiani è stato chiesto giusto o sbagliato e gli italiani hanno detto in massa sì, giusto, devono pagare. Cos'è successo? Che non hanno mai pagato un cacchio. Ma infatti io in un'altra sede ho detto tanto dopo questo referendum non cambierà. Perché se il referendum passa, lo dicevo anche con te l'altra volta, se passa l'80% forse, ma se lo perde o se lo impatta, non andrà mai la Meloni ad attuarlo. E mi hanno detto che ero ignorante perché non conosco la differenza tra abrogativo e consultivo, confermativo. No, la conosco, ho fatto diritto costituzionale molti secoli fa. Però so anche che poi un referendum, vincerlo, non significa attuarlo, perché poi ci sono i decreti d'attuazione, c'è tutto l'iter, dura un anno questo. E io sono persuaso che mai
si andrà ai materassi, cioè che cosa succederà per me? No, a parte Se il fatto anche che passa, naturalmente ci vogliono tutte le leggi di attuazione e poi e non solo le leggi, ma poi i regolamenti certo, attuativi delle leggi. Quindi, ci vuole tutta una foresta di normative. però possiamo dire, Max, che questa è la normalità, no? Allora, la cosa Sì, importante è che tu stabilisci dei principi, che non è vero che sono tanto tecnici, e sì, fammi dire una cosa onestamente. Questo referendum è tecnico fino a un certo punto, perché io ho sentito una vecchia, si può dire, è un aggettivo che si può usare, una vecchia cantante giù di lì, di quelle che andavano per un certo tipo di maggiore in certi ambienti, dire ma come si fa a votare nel referendum una materia così sì. complicata, così Lei non lo complessa, sa, da non lo riservare ai sa lei. tecnici? No, non c'è da riservare ai tecnici. Lo capisce anche un cretino questo referendum, se vuole applicarsi un minimo. Chi sa leggere e scrivere lo può capire. Abbiamo due carriere Mm. distinte tra chi accusa e chi deve fare il Sì, quello giudice. sì, d'accordo. Abbiamo un'alta corte che è una nuova corte per giudicare i misfatti alla tortora, punto, se vogliamo semplificarla. Quindi non c'è niente di Dopo sai cos'è? complesso, non c'è tanto di complesso, fammi dire. Non è tecnica questa roba. Il problema è che l'attuazione è complessa, fa parte del nostro percorso Mm. istituzionale. Ma sul succo era come il succo del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Devono pagare sì o no? E l'Italia ha detto sì. C'è poco da fare. E non pagano. Ecco appunto, ma E perché non non pagano. pagano? Perché comunque tu passi attraverso le sanzioni disciplinari irrogate dall'attuale CSM e questo è il collo di Sì. bottiglia e la legge non ha fatto niente per uscire da lì. Però insomma, Mm. in questo caso noi abbiamo una nuova corte disciplinare che non può agire come quella vecchia, anche se io ho il sospetto che Sì, potrà agire come quella vecchia e il cittadino italiano subirà un'altra volta in silenzio perché non conta un cacchio. appunto, Mm? appunto. Io questo dico. Cioè, va bene, Vabbè. andiamo a votare, sappiamo che... No, è Però giusto. poi alla Il fine principio è correttissimo. non sono convinto che questo governo che sta sempre a piagnucolare alla fine porti avanti la cosa Ma fino in scusami un fondo. attimo, Max, se io anche Probabilmente... vinco col 51%, come dici tu, io la faccio la riforma, Mm. anzi la attuo ancora più velocemente. No, se fossi io, questo lo dico io, però io conto Se niente. fossi tu, io nella Meloni non ho tutta questa Eh. fiducia che voglia andare fino in fondo. Penso più che alla fine si faranno le cose formali, si faranno i due CSM, si raddoppieranno i posti, le poltrone, le cose, però poi da un punto di vista Mm. sostanziale resterà tutto Oppure c'è congelato. un'altra possibilità, machiavellicamente parlando, no? Che io vinciucchio, te perdicchi e allora ci mettiamo d'accordo su qualcos'altro e È vediamo. quello sto dicendo, è Apriamo, quello sto apriamo un dicendo io. tavolo dove ci sono tante altre questioni. Mm? Quello sto dicendo, che alla fine la si tira in lungo, poi arrivano le elezioni, poi si vedrà, poi alla fine non se ne parlerà più, perché siamo pieni Mm. di referendum che poi dopo alla fine sono Però, andati in un però, modo fammi dire e una sono cosa, rimasti lì. però va anche detto che c'è parecchia gente che sembrerebbe molto preoccupata in questo scorcio di campagna elettorale, perché io sono stato domenica alla Società Umanitaria dove c'era un convegno per il no, con tutta la bella società che mi fa vomitare soltanto appena ci ho messo piede, che Mm, erano molto preoccupati. Mm? sì, Si percepiva la preoccupazione, quindi vuol dire che ci tengono a vincere il no. Molto più forse di quanto ci tenga il sì a sì, vincere. ma Questi qua credo sono che sia questo, molti credo. sono spaventati. Io non ho capito bene da Mm, cosa, però lo sono e questo mi ha rafforzato nel io sì, votare sì, diciamo. perché loro la vedono più in una chiave politica, cioè prescindono molto Mm, dalle ragioni più o meno tecniche di questo referendum. Per loro questa è un'ordalia, per mm, loro questo è la possibilità di sfondare in tutti i sensi e mm, allora sono preoccupati perché vogliono dare la spallata, perché da lì passa tutta una serie di condizioni, perché vogliono che comunque la magistratura continui a liberare clandestini. Oggi ne ho vista un'altra, cioè tutti quei medici che a Ravenna lasciavano liberi i clandestini malati con la scabbia, con altre malattie contagiose, no? E lo facevano in modo mm. consapevolmente eversivo, cioè dicevano lo facciamo per danneggiare la società, per andare contro il governo. E questi poi sono quelli che chiudevano tutti, che maledivano i Novax perché erano contagiosi. Questo tipo di società che tu detesti e io peggio, vuole questo, cioè vuole le Certo. mani ancora libere e ne fa una questione. Ma Io ho fatto... ho visto la preoccupazione tangibile. C'erano Sì, sì, magistrati, c'erano quei bei rappresentanti di quel tipo di società lì che mi fa venire il vomito a me e a te.
c'erano Hanno paura operatori di del prendere una diritto, c'erano bastonata. avvocati, eccetera, eccetera. Quindi c'era gente addetta ai lavori, ma c'era anche quella bella società lì, tutti che erano preoccupati forte, capisci? Hanno paura Ma di prendere una bastonata sul piano della probabilmente legittimazione, della proprio prospettiva ecco, elettorale. probabilmente solo proprio su quel piano che dici tu, elettoral politico, mediatico, Sì, culturale, mettiamola così in senso sì, lato. sì, 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 Allora, sì. ci sono due messaggi che ci portano su un argomento che è un altro di quelli del giorno. Poi però io vorrei parlare di un gran bel pezzo che tu hai scritto per il Giornale d'Italia sulla pedofilia dilagante e sui rapimenti dei bambini, Ah, perché anche a me mi ha colpito sta roba, eh, che ci sono troppi fatti di cronaca di tentati rapimenti di bambini per essere una roba normale. Ehm, Tu hai scritto anche tanta altra bella roba su Nicola Porro e sul tuo Substack, il cui indirizzo trovate sul post che introduce la nostra conversazione di sì, stamani io sulla vorrei pagina dire della radio. perché adesso non è più tanto Mm. il faro di Max del Papa.it, ma è su Substack che dovete Ecco. venire a seguirmi se volete, perché adesso i pezzi miei li faccio tutti lì. Ecco, Quindi substack.com, ma basta comunque iscriversi un attimo. esatto, c'è l'indirizzo Punto comunque com. anche sulla pagina.it, è vecchia, è roba vecchia, sorpassata come diceva Totò, l'onorevole La Trippa. Roba vecchia, Sorpassata. Allora, Max, ci sono due messaggi, dicevo, che ci portano su un altro argomento, sul quale vorrei fare un esperimento con te in diretta dopo e con la collaborazione della regia, ma comunque ci arriviamo. Scrive Sì. Maico, che è un bellissimo strano nome, Maico, da Pizzo Nero, non so se calabro o altrove, comunque Maico, no, senza la L però, no Michael, appunto. Maico, Maico. che si scrive come si pronuncia, M-A-I-C-O. Ridurre le accise per contenere il prezzo dei carburanti è un provvedimento che nessun governo repubblicano ha mai preso, specialmente quelli democristiani e di sinistra. O poco o Sì. tanto che sia, sono Se l'ha 25... fatto 3 giorni prima, però. sono tanto C'è il referendum. sono 25 centesimi. Ma te sei puro, anche te sei un puro. Cioè, Smettila di essere puro, ma Max, per io lo favore. dico perché sono puro, dico che bello, che bello. Appunto, spara un colpo come a Capodanno e sii contento, no? È un'inversione di tendenza. Allora, scrive il nostro Maico da Pizzonero, è un'inversione di tendenza, poco o tanto che sia, significativa e importante, che esemplifica come la compagine governativa cerchi in tutti i modi, questa locuzione avverbiale mi piace tanto, in tutti i modi, di tutelare noi cittadini che l'abbiamo votata. Provvedimento che va a beneficio anche degli oppositori e dei loro elettori. Sul medesimo argomento c'è Giovanni che invece è un po' più trivialotto e intitola il suo commento Lezione di vita. Buongiorno, costo dei carburanti. Ero studente a Genova 1978, sale un anziano signore sul pullman e urla: cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi. E questo, diciamo, è un trivialismo populista che francamente io abborro perché sono invidioso di quelli là belli della società umanitaria, della bella società, che commenterebbe schifata un post. Siamo alla scuola ermeneutica di Francoforte qua. Esatto. Allora, a proposito però dei carburanti, a me mi ha intrippato stamattina questa cosa qua, che intanto arrivano le accise ridotte per 20 giorni. Allora, per 20 giorni i carburanti calano di 25 centesimi circa, grosso modo, no? E quindi io festeggio con un colpo di pistola. Mi spiace, a te fai quello che vuoi perché sei un corrotto. Io sono un puro e festeggio. Giusto? Lo so. Giusto? Maraghello, lo so. Allora, io festeggio 25 centesimi in meno di accise. Misura a tempo, no? In attesa che poi si apra lo stretto di Hormuz e tutto vada a posto nel versante del Golfo Persico. Paura. So ben io cosa si apre qua. Però aspetta, io ti... Cos'è che si apre? Bisognava chiedere al cartolaio Carlino lì. Ah, vabbè, lascia stare. Questi molti non capiranno, ma è meglio che non sentano. Allora, tu lo sai. La strategia di contenimento dei prezzi. Attenzione, perché qua mi si è aperta una finestra interessantissima per stamattina. Io te la sottopongo in diretta perché non ci siamo accordati prima, come mai facciamo del resto. Non c'è una trasmissione che veda un accordo preventivo. Se non la frase del giorno, questa merita di oggi perché ci abbiamo recuperato Pietro Aretino, il sonetto numero 9. Fottiamci vita mia, fottiamci presto perché per fotter tutti nati siamo. Chiudo parentesi, l'Aretino Pietro. Manca la materia prima. I due versi successivi non ho potuto metterli perché sennò YouTube ci censurava a vita. Per quanto l'Aretino fosse un insigne rappresentante del Rinascimento italiano.
però YouTube è venuta un po' dopo del Rinascimento italiano ed è meno liberale. Comunque, chiusa parentesi di nuovo, torno alla sostanza. Insomma, sta roba dei prezzi che diminuiscono, dei carburanti, eccetera, coinvolgerà anche, tu te lo ricorderai, Mister Prezzi. Te lo ricordi? Sì, 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 sì. Ma lo sai Me lo ricordo. Lo sai chi Era è? uno che... Chi è Mister Prezzi? Sì, ma era un cartone animato. No, ma conosci il nome di Mister Prezzi? No, mi ricordo il fumetto. Vedete, chi era? arrivava. Quale fumetto? Non me lo ricordo. Chi era? No, voglio dire. Dico, era un cartone animato, personaggio questo qua. Chi è Mister Prezzi? Mister Prezzi. È il garante per la sorveglianza dei prezzi ed è istituito presso presso il Ministero delle Imprese. Ma c'è ancora questo? Porca tromba se c'è ancora. C'è ancora, vive, vegeta e anzi adesso ha delle funzioni fondamentalissime per tenere in botta i carburanti. Capisco. Per tenere in botta i carburanti sotto i 25 centesimi in meno, eccetera, eccetera. Mister Prezzi ha un ruolo fondamentale. Perché deve coordinare la Guardia di Finanza, l'Antitrust e la magistratura. Cosa succede? Te lo spiego brevemente e poi però lo chiamiamo Mister Prezzi perché c'è anche un numero di telefono. Attenzione, questa è una cosa di pubblica. Oggi la trasmissione è di pubblica utilità, come direbbe Frassica. Servizio pubblico. In caso di repentini incrementi dei prezzi, attenzione, o delle quotazioni internazionali di riferimento dei carburanti, il Mister Prezzi deve verificare la sussistenza del reato di manovre speculative. Io non so se esista un reato apposito, credo di sì però, manovre speculative. In caso dunque di repentini incrementi dei prezzi, il garante, cioè Mister Prezzi, per la sorveglianza dei prezzi, cosa fa? Nota che ci sono incrementi repentini dei prezzi, con occhio di falco. Sì. L'occhio di falco del garante per i prezzi chiama la Guardia di Finanza e comunica alla Guardia di Finanza il dettaglio, attenzione, il dettaglio, non roba generica, il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere su cui la Guardia di Finanza dovrà fare accertamenti. Cosa succede dopo? Che la Guardia di Finanza farà dunque gli accertamenti e la Guardia di Finanza dovrà risalire lungo la filiera fino al costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento che il garante dei prezzi ha adocchiato come furbo e speculatore e quindi anche criminale, perché c'è un reato criminale. Dopodiché, se le anomalie vengono confermate, non si sa da chi, la Guardia di Finanza trasmetterà le risultanze di nuovo al garante per i prezzi. La palla ritorna al garante per i prezzi, che a sua volta informerà il ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy. A quel punto spetterà al governo adottare iniziative per procedimenti sanzionatori, per sanzionare i marrani, i criminali. E se ci sono i presupposti, Mister Prezzi può anche fare una telefonatina alla procura locale, all'autorità giudiziaria, entro 2 giorni, per verificare la sussistenza del reato di manovre speculative. Questo in sostanza. Adesso, ma ci vogliono 15 anni per fare. Ascolta un attimo, però noi adesso lo chiamiamo tra poco Mister Prezzi e ce la spiega lui come funziona sta storia. Perché come tu sai, sul sito, guarda qua, inquadra. Ma fra 15 Simone, anni comanderanno gli ayatollah in Italia. Simone, guarda qui, inquadra la schermata, qui c'è Mister Prezzi. Lo vedete? Mister Prezzi. Ecco. Ma perché Mister? Ma che sempre cazzo? Questo? Ma perché non Elsure Prezzi? E Sure Prezzi ti dà l'idea di un coglione, Mister Prezzi invece è uno competente, capito? Invece Mister Prezzi è più trumpiano. Insomma, ho capito. Il Sure Prezzi dici, ma che cazzo è quello lì, un pirla? Invece questo è, lui invece questo sì che invece interviene. Ascolta, il garante per la sorveglianza dei prezzi, questo sul sito del Ministero di Urso, Imprese Made in Italy, è detto anche Mister Prezzi. C'è scritto così sul sito ministeriale e ha funzione di controllo, verifica su segnalazione dei cittadini, per cui tu lo sapevi, dal 2007 esiste sta roba, eh? Cazzo, adesso appena ho finito qua vado davanti al distributore. Ascolta. Adesso ti faccio chiamare Mister Prezzi. Attenzione, che non è solo per i distributori di benzina. Cioè, se io vado a comprare le zucchine e non mi quadra, io posso segnalare a Mister Prezzi. Vado da Mister Prezzi e gli metto una zucchina. Ascolta, Max, adesso all'ortolano. Ascolta un attimo, siamo seri per una volta, non essere sempre puro. Allora, il garante per la sorveglianza, questo è il testo sul sito del Ministero, quindi non sto scherzando. Il garante per la il garante per la sorveglianza dei prezzi, detto anche Mister Prezzi,
Ha funzione di controllo e verifica su segnalazione dei cittadini, quindi anche la zucchina io vado a segnalargli, non c'è poco da ridere, è così, per arginare i fenomeni speculativi. Per supportare direttamente il garante e ogni attività istruttoria di analisi, valutazione e elaborazione dati, è stata istituita un'apposita unità di missione presso il Ministero, che è quella che noi chiameremo. C'è questo, lo vedi qua? Come si chiama? Il dirigente generale dell'unità di missione? Dottor Greco Massimo. Sì. Ecco, noi al dottor Sì. Greco Massimo tra un po' lo chiamiamo, ci facciamo spiegare come funziona il tutto. L'unità di missione opera in raccordo con le strutture che il garante utilizza in avvalimento, secondo la legge istitutiva 24 dicembre 2007, perché è dal 2007 che paghiamo sta roba qua, capito? Gli uffici del garante dei prezzi e tutta sta roba qua. Sarebbe da fare una telefonata a Mr. Prezzi per valutare i prezzi di Mr. Prezzi. Dopo glielo chiedi tu, quando ci risponderà, dopo, tra poco. Propone al governo... Cosa ti ridi? No, mi stavo raccontando una cosa da solo. Dopo ce la racconti anche a noi. Per chiudere il quadro, l'unità di missione che opera col garante e propone al governo azioni mirate o strutturate di riforma dei mercati. Sì. Te hai avuto notizia che qualche governo dal 2007 a oggi sia intervenuto con azioni mirate di riforma dei mercati in seguito all'analisi e al riscontro di anomalie o malfunzionamenti sui prezzi? Sì, tante. Adesso non me ne ricordo, ma perché erano tante. Può inoltre costui riferire le dinamiche, e qui usa le virgolette anche il Ministero, sospette. Costui può riferire le dinamiche, virgolette, sospette dei prezzi al ministro Urso. Che provvede, già mi viene da ridere, chissà perché, che provvede alla formulazione di segnalazioni all'antitrust, a sollecitare ispezioni della Guardia di Finanza, ma attenzione anche ad avviare azioni di moral suasion. Capito? Mattarella, giustamente. Con riferimento, attenzione che non abbiamo finito, poi c'è la pausa, lo amiamo. Con riferimento al rafforzamento dei poteri del garante per la sorveglianza dei prezzi si evidenziano le seguenti competenze che costui ha. Stamattina è un crollo. Allora, competenza A, maggiore raccordo con gli osservatori e gli uffici regionali dei prezzi, perché abbiamo pure gli uffici regionali dei prezzi, lo sapevi? Nelle tue Marche c'è sta l'ufficio regionale dei prezzi. Per favorire... no, certo, lo so. Tutti i giorni tu lo chiami, no? Sta zucchina non mi quadra. Bisogna sistemare un po' di... in modo da favorire interventi. Più stretta collaborazione tra gli uffici del garante e le strutture istituzionali volta a favorire una più rapida circolazione delle informazioni e dei dati monitorati, rafforzamento della collaborazione tra garante e Guardia di Finanza e, attenzione, costituzione di una commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Questa roba qua già c'è, l'allerta rapida. La commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi ha l'obiettivo di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo in relazione agli effetti derivanti dall'andamento dei costi e dei prodotti energetici e delle materie prime, con riferimento anche alla filiera dei prezzi dei carburanti. Era già tutto presente prima, capito? C'era già tutto. Il garante può convocare la commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio. Non ti sembra fantastico? Infine, il Ministero mette a disposizione del consumatore l'osservatorio dei prezzi, che è una roba che tu leggi tutte le mattine come me, giusto? Un servizio di informazione, trasparenza e orientamento. Appena mi alzo. Esatto. Allora, dopodiché, adesso abbiamo questa bellissima pausa, lo amiamo. Dopodiché noi chiamiamo il dottor Massimo Greco, ci facciamo spiegare come equalmente sarà veloce questa azione di controllo della situazione. Sei d'accordo, Max? Sì, però anche per... l'olio Acerbi io chiederei il coso dei prezzi, perché per coerenza vabbè. Mettiamo tutto insieme. Tutto insieme. Comunque tra un poco telefoniamo all'unità di missione, diamo un senso a supporto del garante. Vediamo cosa ci racconta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro Gastro Free.
il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, bisogna prenderle sul serio le istituzioni, per cui noi stiamo chiamando il dottor Massimo Greco, anche se in realtà, Max, il mister Prezzi di persona è Benedetto Mineo, segretario generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ora Imprese Made in Italy, e poi direttore generale Dipartimento Servizi Interni, Finanziari, Territoriali di Vigilanza, eccetera. Allora, Benedetto Mineo è l'attuale mister Prezzi. Però si avvale, perché da solo cosa vuoi che faccia per conto suo, si avvale dell'unità di missione guidata dal dirigente generale dottor Greco Massimo, per il quale c'è il numero di telefono che possiamo chiamare tutti, per le zucchine, per i carburanti, per gli aspirapolvere, per le case in centro, per tutto quanto. Allora, il numero di telefono è 06 47 05 25 77. Mi dice peraltro, sentiamo un po'? È occupato, o è staccato, perché c'è un sacco di gente che sta protestando per l'aumento dei prezzi. Quindi mi ha detto Simone dalla regia che sono 15 volte che stava chiamando mentre noi parlavamo, è sempre occupato. Allora noi poi ci riproviamo, perché vorremmo parlare col dottor Massimo Io ti Greco. ho mandato su WhatsApp, Ecco, ti dimmi. ho mandato Che cosa? un contributo che ti inviterei a trasmettere. Aspetta un attimo che lo mando su quell'altra cosa della diretta della radio e poi lo mandiamo. Qui c'è tutto trasparente, come sì. Quello... Non è tutta la luce del sole qua, sì, aspetta, la diretta più bella del mondo. Ti inviterei se la regia può mandarlo. No, lo mando io, aspetta un attimo, lo mando io perché adesso vado a vederlo. Eccolo visto? Qua. Sì, certo che l'ho visto, aspetta, eccolo qui. Eccolo. È Indro Montanelli. Allora, intanto ci becchiamo Indro Montanelli che non fa mai male, perché rispetto all'oggi, ma hai voglia. Allora, aspetta un attimo. Proprio in questo discorso. Aspetta un attimo, mandalo bene. Sono qua, sono 3 minuti, guarda, lo mandiamo subito, caro sì. Max, al volo. Ce lo guardiamo tutti insieme, tra l'altro. Se mi lascia dire le spiego. L'italiano, in generale, è furbissimo nella gestione dei suoi affari privati, quello che Guicciardini chiamava il suo particolare. Ed è completamente fesso per quanto riguarda gli affari collettivi, il funzionamento della comunità, e non si rende conto, e non ci rendiamo conto, che se non funziona la comunità, non funzionano nemmeno alla fine i nostri affari privati. Ecco dove comincia la fessaggine di noi italiani. Questo è. Io vorrei leggervi qui un articolo di legge che ho trovato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi non è una legge, no, è già codificata sulla Gazzetta Ufficiale. State a sentire, è un po' lunga, ma vale la pena di leggerla. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, numero 730, già prorogato al 30 giugno 1979, dall'articolo 3 ter
del decreto legge 10 giugno 1977, numero 307, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1977, numero 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere A, B, C, E ed F del quinto comma del citato articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, numero 730, questo è l'articolo 1 del decreto legge 19 giugno, eccetera. Il compilatore di questa legge cos'è? È fesso o è furbo? È un fesso che non sa esprimere un concetto, oppure un furbo che non vuole esprimerlo, che offre tutti i pretesti all'evasione. Questi siamo noi italiani, cittadini della patria del diritto. Questi sono i componimenti che ci propinano. Allora, questo qui è un furbo o un fesso? Sta a voi giudicare. Allora, la qualità e la scrittura delle leggi non è cambiata di una virgola rispetto a questa lettura di Montanelli, non è cambiata di una virgola. Tra l'altro, te lo ricordi anche Calderoli con la fiamma ossidrica che bruciava le leggi e compagnia cantante? Per eliminarle, sì. Quello era una parte. Per la parte invece construens, fare le leggi, non è cambiata di una virgola, perché se tu prendi una legge di oggi è come quella che leggeva Montanelli, tale quale. Tra l'altro davanti a Beniamino Placido e a un giovane Renato Mannheimer. Quante sono le leggi vigenti oggi in Italia? Tante. Sono 300.000, delle quali una su due confligge con tutte le altre. Per cui noi abbiamo su 300.000 leggi, 150.000 che dicono il contrario l'una dell'altra. Allora, ecco, Simone, prova a chiamare ancora Mr. Prezzi. I garanti, i Mr. Prezzi. Prova a chiamare Mr. Prezzi, perché a me mi intriga sta roba. Benedetto Mineo si chiama Mr. Prezzi, mentre il capo della struttura di missione che lo supporta è il dottor Massimo Greco. E vabbè, c'è tanta gente che chiama, perché il cittadino italiano non è vero che, come dice Montanelli, il cittadino italiano è sveglio, è attivo, è partecipe e chiama Mr. Prezzi tutto il giorno, finché non ha risposte. Quella roba qui esiste dal 2007. Adesso non voglio immaginare gli stipendi di Mr. Prezzi e di tutte le unità di missione, i componenti delle unità di missione, perché è tutta gente che sta benone, secondo me, che non ha problemi di prezzi. No. E però dal 2007 a oggi questa roba qua esiste. Quindi chiamatelo allo 06 47 05 25 77. Nel frattempo, caro Max, sono arrivate le 10:40. Che non è poca roba. Quindi, a me è arrivata una mail dove mi chiedono di occuparmi degli stabilimenti balneari di Spotorno. Di Spotorno? Sì, perché forse chiudono. A qual fine? Sai, c'è la Bolkestein. Ma io non sono mica Mr. Prezzi. Ma c'è anche un ascoltatore Prezzi, perché ci ha mandato tutta una serie di pannelli fotografici con il carburante della Esso, della D-Blue, dell'IP, bla bla bla, Tamoil e via dicendo, con i prezzi del carburante, giusto appunto. E da questo si evince che per esempio la Tamoil diesel 2,19, 2,11, senza piombo 1,89, IP 2,19 il diesel, 1,94 la super, l'altro ma poi sono tutte uguali, Iperself 2,06, 1,78, 2,17, 1,92, con il che non ho capito cosa voleva dire il nostro ascoltatore, per dire la verità. No. Non ho capito il fine. Mentre Cainarca, fai telefonare a Mr. Prezzi dagli uffici di sopra. Quali uffici di sopra? Che non ho mica capito io. Comunque, Max, siamo alle 10:41. Se qualcuno vuole intervenire segnalando dei prezzi distorti, ovviamente poi ci incarichiamo noi di chiamare Mr. Prezzi, che tanto non risponde nessuno. 02 92 94 7222.
e poi se famo tutti una bella bisteccona alle 5 forchette a Roma, capito? Le 5 forchette. Gnam, gnam. Gnam, gnam, perché quelli di una volta Bang, bang. quelli di una volta No, perché facevano poi dicono, vengono a dire adesso gnam era gnam come un gnam. uccellino, adesso gnam gnam. L'Italia della culona, l'Italia della tettona, l'Italia della sgragnona. Allora 02 92 94 7222 segnalate i prezzi abnormi in crescita, mostruosi, schifosi, che noi li giriamo al dottor Greco e al dottor Mineo, cioè coloro che sorvegliano i prezzi per il bene del popolo. Dal 2007, ragazzi, dal 2007, presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che poi glielo dicono al ministro e il ministro, quello è Io sveglio, faccio le Quello pizze. è sveglio, il ministro Urso. Sì. Intanto abbiamo una Sì, telefonata. no, si vede. Si vede e si sente Ecco. anche quando parla. Pronto? Sono Albino, signor Cainarca, buongiorno. Signor Albino, buongiorno a lei. Mi dica Buongiorno tutto. caro, e un saluto del Papa. Ascolti una cosa, io sono quello che ha mandato le foto, vi ho anche fatto il messaggio vocale, ma non erano insieme. Scusami Albino, non l'ho visto. Non l'ho visto. C'è un messaggio di un minuto, è vero. Ascolta, tanto sei in diretta, puoi riassumerlo tu il discorso, no? Allora, io già stamattina sono salito sul cavallo pazzo alle 7:30. Chi è? Io abito a San Giorgio Canavese, mentre andavo a Torino il distributore Tamoil era tal quale quello della foto che ho fatto 10 minuti fa. Arrivo in Torino, faccio tutte le mie cose, tornando indietro alle 10:08 in Corso Vercelli, ho fatto 3 foto, non un cane, ce n'era un altro ancora in Corso Grosseto, però non mi sono fermato di certo a fotografarlo, non ho visto un distributore che abbia abbassato il prezzo. Stamattina il signor Varin ha detto a caratteri cubitali, vabbè bello però dire a caratteri cubitali, sì, a parole. Ha detto che 25 centesimi meno, 25, ma dove? Ma quando l'hanno scritto? Ma chi l'ha detto? Ma quando lo faranno? Non è che questi furbacchioni dicono no, ma non abbiamo ricevuto ancora nessuna notizia e così si fottono un'altra giornata di soldi. Non è per i cosi, a me costa poi un pieno rispetto a gennaio 11 euro in più, ogni pieno. È il principio che mi dà fastidio, mi sento preso in giro. Sai che cosa? Essendo un decreto dovrebbe essere operativo subito, non mi insegnavano a scuola. Allora bisogna darglielo dire a questi 4 scornacchiati che ad un certo punto si diano da fare, sto mister Prezzi. Ascolta, però qua, siccome io non ci capisco una mazza, perché mister Prezzi ce lo chiamavamo mica per niente, perché io non ci capisco niente e quindi volevo capire qualcosa. Allora, qua mi sta dicendo l'agenzia di N Cronos, scusa se è poco, che il taglio delle accise non c'entra niente, perché i prezzi della benzina salgono ancora. E quindi in pratica allora nessuna riduzione vedremo. Ascolta, ti leggo il pezzo così poi decidi tu se è interessante o no. Sul sito dell'osservatorio prezzi carburanti del Mimit, quello che dicevamo prima, sono disponibili solo i prezzi aggiornati a ieri mattina. E allora cosa succede? I prezzi della benzina e del diesel, questo lo scrive adesso la DN Cronos, 5 minuti fa, i prezzi di benzina e diesel salgono ancora, caro Albino. Il taglio delle accise, entrato in vigore a notte fonda, non è ancora stato recepito sui prezzi praticati alla pompa. Sul sito dell'osservatorio prezzi carburanti del Ministero del Made in Italy, quella roba lì, sono disponibili soltanto i prezzi aggiornati a ieri mattina, per cui non è colpa del povero pomparolo distributore di benzina, è colpa dell'osservatorio prezzi di Mister Prezzi che stavamo chiamando prima, perché non ha aggiornato sul Ministero, sul sito del Ministero i prezzi. I prezzi sono ancora quelli di ieri mattina, capito? Sì, ho capito, ma solo che il distributore vicino a me, questo qua è automatico, non c'è un cane. Allora, vedi che cosa? Che rischiano di fare incazzare il cittadino contro il povero distributore di benzina che non c'entra una cippa. Cippa. No, ma infatti. È per quello che noi chiamavamo Mister Prezzi, hai capito? Ho capito. Vabbè, dai. E noi paghiamo, come dichiari tutto. E io pago. Ok. Io pago. Va bene, vi ringrazio molto per l'attenzione, signor Del Papa è sempre un grande, ci ricordi. E la saluto veramente, anche lei signor Cainarca, io la sento da più di 20 anni, onde per cui porca miseria, così, che roba brutta. E sì, dai tempi, se lo ricorda il ponte sul Monte Bianco? Hai voglia, e ne avevamo fatto una battaglia, il ponte sul Monte Bianco. Sul Monte Bianco, madonna, quando lei ne aveva raccontato, io ero in macchina e stava nevicando quel giorno, me lo ricordo perché mi è rimasto impresso. Guardi, sarebbe stata una grande opera più che mai utile.
bella. Va bene, dai, vi lascio tranquilli. Ok, vi ringrazio molto per l'attenzione e buon lavoro. Grazie. Allora, Bye. buongiorno Giulio, Giovanni da Bergamo. Buongiorno Giulio, nonché Max. In caso di emergenze come questa, si fa per dire, non sarebbe possibile togliere la tassa voluta dalla Comunità Europea sul diesel, così per dire. Beh, insomma, intanto c'è stato il taglio delle accise e non si può. L'Europa non si tocca. Non si può. Ma io ho una domanda, quale? Ma considerando che si parla di prezzi alla pompa, una pompa quanto costa? Una pompa di benzina, intendi tu? Sì, la pompa di benzina, adesso ovviamente. Non stiamo a specificare, sì. Vabbè, ma quello lo possiamo chiedere a Mister Prezzi, è lui che ha il polso della situazione. Non risponde. Cioè, mediamente quanto costa una pompa in Italia? Ecco, questo io vorrei chiedere a Mister Prezzi. Ecco, glielo chiediamo. Simone, prova a fare sto numero che chiamiamo il dottor Massimo Greco. Quanto costa una pompa, gli chiediamo, scusi. No, a parte il fatto che quello però sarebbe un ragionamento che non va a beneficio del popolo intero, perché non tutti usano... no, scusami, la pompa, diciamo, ci lavora e ci vive soltanto determinate categorie di persone, non tutti. La pompa è il PIL, prodotto interno lordo. Sì. Lordo, abbastanza, piuttosto lordo, diciamo, talora. Abbastanza lordo. Che per caso è libero, Simone? Stiamo verificando, che è una bellissima frase. Ecco. È quello che dice il garante tutte le mattine. Stiamo verificando. Adesso non squilla neanche più. Non squilla neanche più. Si è proprio cancellato completamente. Ha proprio tolto, ha spento. Quello ha staccato la spina del telefono. No, suona. No, è occupato. No, è tornato. È occupato perché sta chiamando la Guardia di Finanza. Lui. Io te l'ho detto, ora che risponde, è cambiata la Repubblica Islamica qua. Sono arrivati gli ayatollah, hanno già ricostruito c'è un Maranza presidente del Consiglio. Hanno già ricostruito la riviera di Gaza, hanno già fatto, ora che risponde il garante. Sì. Allora, vai a Cesenatico. Amiche e amici, 02 92 94 7222, segnalate il prezzo alla pompa qui direttamente a Radio Libertà. Ecco. Capito? E i numeri, Simone, le linee sono libere, sono a disposizione di tutti i pomparoli che stanno e le pomparole che stanno all'ascolto, perché tutti abbiamo bisogno di una pompa prima o poi. Diciamone in francese, per favore, pompineuse. No, ascolta, tutti abbiamo prima o poi bisogno di una pompa, perché abbiamo comunque... Vuoi un motorino, vuoi una macchina? Auspicabilmente. Non è facile, però non sempre. Non la trovi sempre. No, Non sempre spesso aperto. tu fai chilometri e chilometri, la bava alla bocca, sanguinolento, eccetera, eccetera, preoccupato, teso, e ti devi molto accontentare teso. del self-service. E te devi accontentare del self-service, che è una roba brutta, diciamo. Sì. Pietro Aretino non sarebbe stato d'accordo per Questa niente. ce la tolgono da YouTube. No, Pietro Aretino non sarebbe stato d'accordo per niente sul self-service. Che non era un cretino. Tutt'altro, era una persona di grande acume. E c'è una telefonata, sentiamo un po' che pompa, ecco. Che pompa è. Pronto? Oggi proprio tu. Pronto? Sì, sono Walter. Ciao. Walter, buongiorno. Buongiorno. C'è una pompa, c'è una pompa in vista? L'ebreo errante, ostia. No, lui è l'unico che non ha bisogno di pompe perché va a piedi. Sono in mezzo ai vigneti e di pompe non ne vedo in nessun senso, non c'è nessuna pompa in attivazione. Ascolta, ma Walter, noi ne stiamo parlando in un senso solo, nel senso della pompa. Punto. Ma certo. Cioè, se tu vai a piedi, tu mi devi spiegare, se tu vai a piedi e fai chilometri a piedi, ma che te frega della pompa? Sì, in effetti non me ne frega un cazzo. Cioè, la cosa che volevo chiedere non vorrei che però gli schioppasse la pompa a farsi 80 km a piedi. Anche lì va benissimo. Comunque, io non ho limite sui chilometri, quindi, l'unico limite essendo tu limite di chilometraggio. Però hanno detto che aumenterà anche l'acqua. Ascolta, essendo tu pedestre, pompe a parte, di cosa volevi parlare? No, volevo dire che il rasoio di Ockham, secondo me, sarebbe da usare in un'altra maniera, cioè sarebbe da prendere fisicamente il rasoio, andare a fare un giro da Mister Prezzi a farle vedere se è aumentato o meno il costo del rasoio e fargli vedere se funziona bene. No, questa è istigazione alla violenza, è subliminale, ma è istigazione alla violenza. No, ma che ma che sto dicendo il rasoio? Te c'hai un'indole criminaloide, Walter, mi spiace. Mi sembra che la mettere a barba facciano parte
del paniere, dei prezzi. Del paniere, mi sembra. Sì, nel una volta, 1921 però forse, nel 1921. Vabbè, perché siamo tanto lontani dal 1921. Quando c'era lui si usavano le lamette da barba, adesso non si usano più. Ma ancora c'era un oggi paniere così. C'era un paniere così, effettivamente. Allora, voglio dire che è impossibile non finire nel ridicolo parlando di queste cose, perché sono ridicole queste cose. Lo stipendio di Mister Prezzi, non vorrei dire una puttanata, ma è intorno ai 400.000 euro all'anno. Adesso esagera. No, che cazzo, vai a verificare quanto prende quel signore lì. Tipo Cruciani con la zanzara. Benedetto Mineo, quanto prende? Benedetto Mineo, poi tra l'altro un cognome abbastanza Benedetto. Sarà fratello, sarà sorella, nipote, qualcuno, perché sai che in quegli ambienti non bisogna essere amici di nessuno. No, ti smentisco. Ai sensi della normativa vigente, il garante svolge i compiti. Attenzione! Svolge i compiti di monitoraggio e segnalazione senza percepire compenso specifico per tale funzione. Scusa, ma metto giù perché stai a ridere. Troppo grosso. No, te stai a ridere, ma questo non becca niente. Non becca niente. È un missionario. Casomai gli regalano una pompa ogni tanto, capito? Grande Mineo, grazie del bene che ci fai. Sì, ma oggi proprio io mi dissocio. Di benzina. Casomai gli fanno fare una pompa. Una tanica. A Pompei c'era una signora che la chiamavano ma quello è Paolo Mieli comunque. Ha fatto una citazione colta il nostro amico, perché è Paolo Mieli che parlava la pompeiana esperta. Non è l'abito che fa il monaco, se uno dice una puttanata che sia anche SS, Sua Santità, puttanata è. Non aveva parlato di frociaggine Papa Francesco. Comunque abbiamo fatto un risottone qua che non finisce più. Grazie, Walter. Dai, va bene così. Il risotto è sempre buono. Mentre Mister Prezzi denuncio, scrive Mau. Denuncio un aumento ingiustificato. Mau come quelli del gruppo. Esatto, i Mau. Denuncio un aumento ingiustificato dei prezzi delle escort. Vabbè, dai, capirai che ridere. Allora, c'è una telefonata. Sì, la passiamo. Pronto? Ecco, pronto, sono io? Pronto, buongiorno, prego. Anch'io sono io. Ciao, sono Daniele da Lonate lei... Ceppido. Mi ha definito il nuovo Mussolini l'ultima volta. Chi? Non è che mi ha fatto tanto ridere, ma però chi? Vabbè. Chi ti ha definito il Mussolini? No, sì, tu. Io? Tu mi hai definito il nuovo Mussolini quando c'era Carlo Cambi. Ma sai che non mi ricordo? Ma per quale motivo? Vabbè, fa niente. La fermo aperta. Allora, Benito, dimmi tutto, Benito. No, Benito, senti, lo confermo, agente di commercio, quindi sempre in giro. Stamattina non ho dormito tutta la notte per aspettare stamattina da vendere le pompe che prezzo avevano. Confermo in giro tra Varese, Novara, Milano. Quante pompe ti sei fatto stamattina? No, sto aspettando che sono ancora in riserva, tiro domani perché voglio vedere. No, dico, quante ne hai viste per fare una media dei prezzi? Tantissime. Tante. 3, 4, 5. Allora, hai voglia. La Esso, qua Magenta. Alle 10:54, 4 pompe è già una bella roba, è un bel bilancio per la giornata. 4 pompacce, niente di fare, niente da fare. Speriamo di tornare al vecchio regime del fascismo, così erano le case chiuse, esatto. erano legali, ok? Niente, non c'è novità sotto il sole. Niente. Liberante sicuramente c'è un ufficio con delle bollette da pagare, uno stipendio. Non è diminuita una mazza, ma abbiamo già spiegato il perché. Maledetti. Il perché? Maledetti. Ascolta. Ciao, grazie ragazzi. Ciao, grazie a te. Il problema è che non hanno aggiornato Urso, che è troppo sveglio, non ha aggiornato i prezzi e quindi i distributori, i pomparoli, non hanno potuto abbassare il prezzo, hai capito? Io ero fermo ai tombaroli. C'è poco da ridere, caro Max. Allora, un altro ascoltatore ci segnala, qua da Grate, diesel 2,21 e benzina 1,86, quindi istess de ieri, uguale a ieri. Non credere alle fake news. Allora, qua guarda che cosa ci hanno mandato questo ascoltatore. Lo stai vedendo? Lo stai vedendo questo messaggio? Non credere alle fake news, il prezzo alla pompa è invariato. Hai capito? Ma bisogna capire dove. No, ma l'hai visto? Non riesci a vederlo. Che distributore è quello lì? Questo qua, lo stai vedendo? Questo distributore? Mi sembra un po' scampagnato, però è difficile. È un distributore di campagna, capito? Quindi che la pompa ci guadagna, peraltro. Alecco. Aria pura, tutto.
a Lecco, sullo sfondo la bellissima Grignetta, 2,06, 1,84. Quindi, Mister Prezzi, te credo che ha occupato il telefono di Mister Prezzi. C'è un casino in Con atto. tutte quelle pompe. Mica da poco, e le pompe sono rimaste alte di prezzo. Comunque c'è la nostra Carlina che ci manda una normativa, decreto in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi, e il decreto di stanotte, che non è stato però ancora aggiornato. Siete grandi, scrive colui che ci ha mandato la pompa di campagna, che la benzina ci guadagna. Grazie, lo sapevamo già, io e te, che siamo puri e grandi, vero Max? Sì, più puri che grandi. Più puri che grandi. O più grandi che puri. Lo so, sì, infatti. Allora, sono le 10.57. Simone, facciamo un'ultima telefonata a Mister Prezzi, così chiudiamo la puntata in pompa magna. Se risponde adesso ti frega. Io voglio chiudere in pompa magna questa puntata, quindi chiamiamo la pompe Madonna. o circostanze. Circumstances and Pomp, è vero, era un Henry Purcell, giusto? Un'ora di cultura qua. Ho detto giusto, era Henry Purcell, giusto? Circumstances è il più and grande Pomp. Purcell del mondo. Porca miseria, adesso lo becchiamo. Circumstances and Pomp. Sì, and Pomp and Circumstances era veramente il titolo, giusto? Tutto enfatico. Aspetta un attimo, Pump and Circumstance. No, Edward Elgar, ho sbagliato, non era Purcell, era Elgar. Edward Elgar, Pump and Circumstance. Il titolo... Elgar. No, io ho detto sbagliando Purcell, quindi sono andato indietro di un po' di secoli, perché ho la deformazione barocca io, quindi Pump and Circumstance appare anche in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, come no, certamente. Riusciamo a beccarlo? Aspetta, Pumper. E tu non mi hai fatto parlare del più grande giureconsulto di oggi, il giudice. Chi è? Manuel Agnelli. Cacchio, è vero. Dai, parlane che 2 minuti ti bastano per parlare di Agnelli. Ma chi è Manuel Agnelli? È il figlio dell'avvocato? È il nipote dell'avvocato? No, è uno di Abbiategrasso che faceva il di Abbiategrasso. No, è che ha detto che lui vota no perché bisogna recuperare lo stato etico. Addirittura? Ma è un fascio? Ma è un fascio? No, secondo me sì, ma insomma, no, ma lui è un alternativo, cantava negli anni 90, il Leoncavallo, e allora mi hanno detto: tu non conosci la musica se non sai la grandezza di Agnelli. Ha detto: no, io ho parlato con i competenti, sempre questa roba un po' all'Alberto Sordi, e mi hanno detto che bisogna votare no, ma soprattutto bisogna recuperare. Intanto, Simone, metti in sottofondo l'etica allo Stato, metti in sottofondo Pomp and Circumstance, la marcia numero 1. Cos'è che diceva bene questo qui? No. Lo Stato etico? Bisogna recuperare è lo Stato che deve fare l'etica. Addirittura? Sì. Ma questo qui ha studiato o pensa cosa? Un po'. No. Ha molta spocchia, molta, però la spocchia ogni tanto casca per terra. Questo tra l'altro, ecco, adesso mi è venuto in mente alla gloriosa società umanitaria di Milano, dove c'era tutta quella bella gente lì, c'era qua, no, zio Frank si rivolta nella tomba, perché c'era una rubrichina con scritto l'angolo della cultura e parlava Manuel Agnelli in mezzo agli avvocati e ai magistrati. C'era lui davvero, sì. E tu non sei andato a stringere la l'ho mano? Perso, io sono andato dopo, era tardi, lui c'era già stato. L'angolo della cultura, chiamato così, parla Manuel Agnelli per il no, ovviamente. All'angolo della cultura di Milano, mi devi mandare una nota tu, che ci torno su questa storia. Te la mando. Allora, intanto Edward Elgar, il prezzo... Mi devi dire dove è stato. Alla Società Umanitaria di Milano. Società Umanitaria di Milano. Se tu cerchi, manifestazione per il no, era domenica scorsa. Capisco. Allora, chiudiamo con Edward Elgar, Pump and Circumstance. Marcia numero 1 in re maggiore. Grazie Max, ciao, grazie a tutti. Viva Mister Prezzi. Ba-ba-ba!